Una decisione personale presa in serenità, ma non senza rammarico. Queste le prime parole di Agostino Bonomo nel momento in cui, in settimana, ha annunciato le sue dimissioni da presidente provinciale e regionale di Confartigianato. Dimissioni recepite e accolte dal Consiglio direttivo di Confartigianato Vicenza e dal Comitato direttivo di Confartigianato Veneto e a seguito delle quali verranno avviate a breve le procedure che porteranno alla nomina del nuovo presidente regionale e di quello vicentino. Una scelta, quella di Bonomo, che giunge dopo 40 anni di impegno a vari livelli come dirigente dell'associazione. Ma quali le motivazioni? Così egli ha spiegato al nostro microfono. Le motivazioni per cui ho deciso di chiudere l'esperienza di Confartigianato dopo 40 anni di lavoro hanno a che fare con un'ambizione che avevo, che era quella di portare la stessa organizzazione che abbiamo a Vicenza e nel Veneto a livello nazionale. Ovviamente per poter avere questa possibilità si doveva costruire un consenso attorno a queste idee, attorno a questo programma. Non ci sono riuscito, per cui ho deciso di non candidarmi alla presidenza nazionale e di conseguenza anche di chiudere la mia esperienza, per cui di dare le dimissioni a Vicenza e di conseguenza anche nel Veneto. So però di lasciare una governance estremamente preparata sia a Vicenza sia a livello regionale e questo è stato uno anche dei motivi che mi ha fatto prendere questa decisione con estrema serenità e positività. L'augurio è che Confartigianato sia sempre al fianco delle imprese, che la compagine sociale possa crescere e che tutto quanto il mondo della micro, piccola impresa, delle imprese artigiane in particolare, possa avere un futuro florido come lo abbiamo avuto negli ultimi 20 anni. Tanti gli incarichi rivestiti da Bonomo in Confartigianato, da quelli territoriali e in seno alla categoria di appartenenza fino alla vicepresidenza nazionale. Ruoli in cui è stato protagonista di un dialogo aperto con le istituzioni, ma anche promotore di azioni congiunte tra categorie economiche e sindacati dei lavoratori, a sostegno dello sviluppo produttivo dei territori. Sentiamo dalla sua voce come ha vissuto questa esperienza. È stata un'esperienza estremamente intensa ma di grande soddisfazione. Io sono sempre grato alla compagine sociale di Confartigianato che mi ha dato la possibilità di vivere questi anni all'interno di questa associazione, di fare tante esperienze variegate, dal presidente di mandamento al presidente di una cooperativa di garanzia, al presidente del GAL Montagna Vicentina, per esempio, di essere stato per 15 anni in Camera di Commercio, tutte esperienze che hanno arricchito la mia professionalità, la mia personalità, la mia cultura. E dopo quella di aver potuto risolvere dei problemi degli artigiani, perché credo che la grande soddisfazione sia stata quella di mettere in campo delle iniziative sindacali che abbiano migliorato la vita e soprattutto la competitività di ogni singola azienda. E poi di aver incontrato una serie di collaboratori all'interno di questa struttura che sono cresciuti con me, io sono cresciuto con loro, sia da un punto di vista dei colleghi artigiani che con me hanno condiviso le responsabilità, ma anche dei collaboratori che con tanta professionalità, passione e con tanto cuore ogni giorno incontrano le imprese, incontrano i soci e risolvono i loro problemi e qualche volta diventano anche i loro confessori. È stata un'esperienza assolutamente intensa, in questi 40 anni non mi sono assolutamente annoiato, anzi ho trovato ogni giorno stimoli nuovi, ho trovato ogni giorno delle difficoltà che molto spesso siamo riusciti a superare e a risolvere e in qualche altro caso, ahimè, anche no. Però sicuramente è stato un periodo di grande soddisfazione e l'invito è ad ogni socio di intraprendere un magari periodo di vita intensa all'interno dell'associazione o nelle singole iniziative, oppure perché no mettersi in gioco e diventare dirigente di questa associazione, perché c'è bisogno di forze nuove e c'è bisogno di gente che si metta a disposizione per migliorare quello che è la vita delle nostre imprese e lo dobbiamo fare solo ed esclusivamente noi.